chilometri e chilometri, una bici e una dama, falla vincere, falla ridere. Una bici la si ama come l'ultima delle fantasie. C'è uno scatto che ti chiama come il fischio che hanno le frenesie. Noi intanto però andiamo a seguire un'altra gara sempre riservata agli Under 23, l'Astico Brenta, edizione numero 88, sempre insieme ad Andrea De Luca e Gianluca Giardini. Siamo con le immagini all'8 settembre, 88esima Astico Brenta, che per quest'anno si è unita al 27esimo Giro del Veneto. Una prova unica quindi per l'assegnazione di campione del Giro del Veneto. In prima fila le due squadre venete per eccellenza, la Trevigiani Dinamo Bottoli e la Zalf Desiré Fior. Franco Cogo, l'organizzatore, bravo, ecco, lo vediamo inquadrato, ha tentato con tutte le sue forze di mantenere vivo il titolo sportivo di tutte e due queste corse prestigiose per mantenere l'Albo d'Oro, sperando in tempi migliori. Si parte da Bassano, si imbocca la Val Sugana e subito un avvio ad altissima velocità. Altissima velocità, tra l'altro un circuito molto impegnativo con le salite, soprattutto la salita della Valle della Frica, e abbiamo visto andare via in 14 corridori. 14 corridori che poi arriveranno al traguardo, ma spieghiamo perché questi 14 arrivano al traguardo, Gianluca Giardini. A un certo momento, prima di iniziare la salita che hai nominato prima, il gruppo qui inquadrato di una settantina di concorrenti aveva un ritardo di 4 minuti, ma mancavano ancora quasi 100 km all'arrivo e la salita più importante, oltre che la salita della Rosina. La giuria e la direzione di corsa hanno deciso, per motivi di sicurezza, di fermare il gruppo dietro. Fatto sta che, a parte le numerose proteste dei direttori sportivi che non avevano componenti nel gruppo davanti, i 14 hanno potuto fino a 20 km dal traguardo procedere tranquillamente e non c'è stata, diciamo così, bagarre vera. Intanto queste sono le immagini del passaggio alla Fricca. Ecco qua il passaggio al valico della Fricca con Mattia Cattaneo davanti, sempre generoso. E allora i nomi dei 14: Giacobazzi, Gani, Baccher, Marcolin, Mattia Cattaneo l'abbiamo visto, Cavasin, Coledan, Collodel, Chinello, Zanon, Modena, Berlato, Toniatti e Nekita. Nomi importanti in questo gruppetto, in maniera particolare Mattia Cattaneo e Daniele Cavasin, che sono i due più titolati nel gruppo dei 14 in fuga. Qui si passa da Marostica, bellissimo comunque il percorso, e 195 i chilometri. Intanto qua abbiamo ancora Mattia Cattaneo davanti con alle sue spalle Matteo Marcolin. Anche Andrea Baccher, l'abbiamo visto con la sua maglia verde all'attacco, ma come abbiamo detto in questo finale le forze erano abbastanza equilibrate, perché è stata una corsa sì lunga ma non molto stressante dal punto di vista dello sforzo fisico. Intanto siamo all'arrivo, perché Roberto Giacopazzi ha lo spunto vincente e va a vincere il corridore della General Store davanti a Davide Gani, ecco che arriva adesso. Per il terzo posto Andrea Bacchera la meglio su Matteo Marcolin, arriva anche uno spossato Mattia Cattaneo. Ecco il podio. Il percorso era molto lungo e già dall'inizio si è fatta selezione con una fuga a pronti via subito e grazie anche ai consigli del mio direttore sportivo Billy Ceresoli, che mi aveva detto vai subito perché qua la corsa va via dall'inizio, e infatti ha avuto ragione. Chilometri e chilometri, una bici e una dama, falla vincere, falla ridere. Una bici la si ama come l'ultima delle fantasie. C'è uno scatto che ti chiama come il fischio che hanno le frenesie.